Il sindaco di Venezia, Brugnaro, sull'inchiesta dossieraggio in cui lui stesso sarebbe stato spiato, campagna di fango, accusa per ragioni politiche. Non si ferma l'emergenza borseggiatori a Venezia. I cittadini non distratti lanciano un appello alle istituzioni. Sono vere e proprie organizzazioni con ramificazioni internazionali, ammoniscono. Furto nella notte alla storica drogheria Caberlotto in piazza Ferretto a Mestre, individuato dalle telecamere di videosorveglianza il ladro scappato con la cassa e i quasi 5.000 euro in contanti. All'indomani del presidio organizzato in via Giustizia a Mestre per chiedere più controlli e maggiore sicurezza, sulla questione interviene il consigliere comunale Dem Ticozzi chiedendo una commissione in sopralluogo. Utilizzavano il loro badge, quelli dei colleghi, per mettere le mani sui soldi delle casse del fast food. Scoperti 2 dipendenti infedeli, in 14 mesi hanno rubato 31.000 euro. A fondo di Roberto Marcato contro la possibilità di candidatura del generale Vannacci con la Lega alle europee per fronteggiare il calo di voti, dice non serve chi parla della gonna di Mengoni. Presentato il cartellone delle iniziative di Marzo Donna a Venezia e Terraferma, che anche quest'anno colorerà di rosa la città per tutto il mese, focus speciali sulla violenza di genere. Ben ritrovati in diretta, eccoci da studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di iniziare con i servizi, come sempre, oggi è martedì, vi sottoponiamo il nostro sondaggio di quest'oggi. Iscrizione all'anagrafe per i figli di 2 mamme è giusto secondo voi? Si riferisce naturalmente alla sentenza che è arrivata oggi. Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690 e come sempre l'esito lo vedremo nel corso di Ring dalle 21 su Antenna 3. E allora il primo cittadino di Venezia, Brugnaro, abbiamo detto nei titoli, oggi davvero a tutto tondo con i giornalisti nell'incontro a margine di un'inaugurazione, a cominciare naturalmente dal tema che lo vede direttamente coinvolto, l'inchiesta dossieraggio. Lascerò lavorare la magistratura perché per fortuna c'è Cantone che è un magistrato di primissimo livello e credo che sia venuta a coscienza di tutti. Aggiungo, per fortuna c'era il ministro Crosetto che gli è capitato, lui ha fatto una denuncia, un governo che ha onestamente un altro tipo di atteggiamento, cioè non vuole affossare nulla. Chissà che vengono fuori tante cose. Più che indignato, così Brugnaro si professa ai giornalisti commentando il dossieraggio anche a suo carico, una campagna di fango in piena regola sostenuta da ragioni di carattere politico ed economico, dice, puntando il dito contro il Domani, giornale edito da Carlo De Benedetti. La cosa che secondo me andrebbe approfondita, andrà approfondita da loro, dagli investigatori, credo c'è un'indagine nel corso adesso, sarà il ruolo che ha avuto questo giornale, il Domani. In questo caso io temo che sia stato il giornale a chiedere a questo soggetto, a lui o che organizzazione sia, non si sa, di avere degli approfondimenti su un qualcuno che stava già attaccando. Smentisce poi le voci su un suo possibile passaggio in Fratelli d'Italia, che stando a fonti ben accertate lo potrebbero candidare per le prossime regionali come presidente del Veneto, essendo svanita la speranza del terzo mandato sia per i sindaci che per i presidenti di regione. Io ho fatto un partito, si chiama Coraggio Italia, apposta perché non mi tirino per la giacchetta. Ecco qua, so piccolo, però sono libero. Ribadisce inoltre la necessità dei 2,5 euro passeggero di tassa di imbarco all'aeroporto. Nel ricorso Save ha scritto che quella tassa avrei dovuto caricarla sui cittadini veneziani. Cioè, questi vengono da tutto il mondo a far festa, a fare il turismo e devono pagare i cittadini veneziani lo sporco. Ma scusate, 2,5 euro, se non lo facevo, con che titolo poi oggi posso chiedere di rifinanziare la legge speciale? Qui comandiamo noi, conclude, liquidando così anche la richiesta di una marcia per la sicurezza a Mestre avanzata dalla comunità bengalese. Li riceverò volentieri, insomma, li chiamerò io per parlarci. Chi apre un negozio deve tenere in ordine, deve rispettare le norme, che la comunità bengalese faccia l'amministrazione, ci insegni le norme delle regole, insomma, cioè, su questo ne passa. Comunque siamo sempre disponibili, noi parliamo con tutti, però qua comandiamo noi. Cambiamo tema, torniamo sull'emergenza borseggiatori a Venezia perché secondo cittadini non distratti dietro ci sarebbero vere e proprie associazioni a delinquere internazionali. È successo pochi giorni fa che un signore di 87 anni, al momento di fare un prelievo al bancomat, si è trovato una ragazzina di 18-20 anni che era strappato dalle mani, ha strappato il portafoglio e è scappata via. Metti giù le mani, metti giù le mani, metti giù le mani, signora!
Signora? Ho visto un anziano che era in difficoltà perché cercava il portafoglio e poi abbiamo scoperto che il portafoglio gli era stato rubato nella linea 1. Era un anziano di 82 anni, appena arrivato, un turista. A Venezia e Mestre i borseggiatori non esitano a prendere di mira i soggetti più deboli, ma dall'esperienza dei cittadini non distratti, forti di un confronto con associazioni analoghe persino all'estero, da tempo ormai è affiorato qualcosa di più inquietante, qualcosa di cui ci si rende conto se invece di prendere in considerazione i singoli casi si allarga lo sguardo all'intero panorama, anche oltre confine. Queste sono organizzazioni criminali, mi dispiace dirlo, è una parola molto grossa, questa qui è una mafia a livello europeo e qui bisogna indagare. Ecco, noi avevamo fatto un esposto ancora nel 2017 o il 2018, ci sono milioni che girano. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, dunque, il borseggiatore non è più un piccolo criminale che vive di espedienti giorno per giorno, è un affiliato di organizzazioni più ampie con ramificazioni internazionali. Recentemente in Veneto sono state avvistate borseggiatrici arrivate dalla Spagna. Eccole qua, attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket, carterista! Sono gruppi organizzati, addestrati alla razzia, che battono a tappeto il territorio. Peraltro una delle ultime frontiere è il furto in treno, anche di bagagli, e se vengono scoperti non è esclusa la reazione violenta. C'è anche il problema che purtroppo adesso utilizzano degli spray al peperoncino e nemmeno quelli legali, quindi sono ancora più nocivi per la salute. E li spruzzano appunto negli occhi e prendono le vie respiratorie e ci si ritrova anche in pronto soccorso con questi problemi che vengono risolti in parecchi giorni. Veniamo al furto nella notte alla storica drogheria Caberlotto in piazza Ferretto a Mestre. Individuato dalle telecamere di videosorveglianza il ladro, scappato con la cassa e quasi 5.000 euro in contanti, presenti più un assegno circolare di 10.000 euro intestato al fornitore di champagne della dolciaria e quindi fortunatamente non incassabile. Il colpo verso le 3 del mattino, con danni anche alla porta d'ingresso del negozio letteralmente scardinata. Il ladro poco prima aveva tentato pure il raid verso l'1:30 alla pasticceria Marin, facendo però scattare l'allarme, e così gli intenti criminali del bandito, che poi ha invece messo a segno il colpo appunto da Caberlotto. Dopo l'ennesima denuncia di degrado e criminalità in via Giustizia a Mestre, il consigliere del Partito Democratico Ticozzi ha chiesto una commissione in sopralluogo. All'indomani del presidio organizzato in via Giustizia a Mestre per chiedere più controlli e maggiore sicurezza, sulla questione interviene il consigliere comunale Dem Ticozzi. La situazione in via Giustizia a Mestre è davvero insostenibile. Le carrozzerie che lavorano lì hanno denunciato numerosi furti e un sacco di episodi di degrado. Ci sono tante persone che bivaccano lì e lasciano siringhe. Non è un ambiente dove le persone possono girare e lavorare in modo sereno. Per questo ho chiesto ai presidenti delle commissioni del Consiglio Comunale che si occupano di sicurezza e di sociale di fare un sopralluogo lì. Come consigliere abbiamo fatto tanti sopralluoghi in tanti luoghi diversi, palestre, piscine, musei, però nei luoghi caldi di Mestre ci siamo andati solo una volta nel sottopasso tra Mestre e Marghera. Come evidenziato anche dai titolari delle carrozzerie in via Giustizia e dai loro dipendenti stanchi e stremati da questa situazione, è un problema anche sociale su cui lo stesso Ticozzi punta il dito. Rivendichiamo i maggiori investimenti in campo sociale dopo anni di tagli. Abbiamo fatto numerose interrogazioni al cessare agli atti con i quali abbiamo dimostrato che la giunta Brugnaro aveva tagliato, addirittura dimezzando il numero di operatori di strada. Nell'ultimo anno e mezzo, a fronte della situazione ormai esasperata e delle nostre richieste, ha investito con degli operatori esterni, di ditte esterne che collaborano ai servizi sociali del comune. Purtroppo questo investimento è arrivato troppo tardi, quando la situazione ormai è a un livello davvero difficile e sarà ancora più complicato riuscire a tornare a un livello di gestione corretta. E poi c'è la questione posti letto al drop-in.
Abbiamo appreso che al drop-in verranno aumentati il numero di posti letto e questo sicuramente è una notizia positiva, ma non basterà questo aumento per coprire tutte le esigenze dei senza dimora che vivono in città. Bisogna puntare a una città in cui il numero di senza dimora si avvicini allo zero. Solo in questo modo la città sarà più sicura, più accogliente e ne beneficeranno sia quelli che attualmente sono senza dimora, sia tutta la città. Per questo chiediamo di tornare in sopralluogo in via Giustizia e al drop-in. C'è stato un incidente a Scorzè oggi verso mezzogiorno lungo la strada che attraversa la frazione di Rio San Martino. Un uomo e una donna sono rimasti feriti. La persona alla guida ha perso il controllo dell'auto che è andata fuori strada finendo nel canale a lato della carreggiata, rimanendo parzialmente sott'acqua. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto i 2 occupanti sono stati stabilizzati dai sanitari e poi trasferiti all'ospedale. E ora il caso di 2 dipendenti di una catena di fast food che usavano i loro badge e quelli dei colleghi per derubare l'incasso. In 14 mesi sono riuscite a portare via ben 31.000 euro dalle casse del fast food dove lavoravano. A finire nei guai 2 dipendenti infedeli di una nota catena di ristorazione di 46 e 36 anni, entrambe del veneziano. Le indagini da parte dei carabinieri di Treviso sono scattate quando i responsabili si sono accorti degli ammanchi. L'episodio è avvenuto in un locale della provincia di Venezia, mentre la società che gestisce gli esercizi di ristorazione ha sede a Treviso. Le donne utilizzavano sia il loro badge che quello di altri dipendenti momentaneamente assenti dal lavoro. In pratica avevano tentato di eludere eventuali controlli sugli ammanchi addebitando le somme a pasti asseritamente fruiti ma in realtà indebitamente sottratte dalle casse dell'esercizio di ristorazione dove lavoravano. Pensavano di essere riuscite a farla franca e indisturbate continuavano il raggiro fino all'arrivo dei carabinieri che hanno svolto gli accertamenti in piena collaborazione con la parte lesa e che hanno messo fine all'imbroglio. Le dipendenti che sono state ora sospese dal posto di lavoro rischiano anche l'accusa di furto aggravato e sostituzione di persona. E adesso parliamo del ponte di Calatrava. I gradini sono danneggiati e scivolosi e l'amministrazione vuole sostituirli. Prima però serve un'analisi strutturale. Le lastre in vetro del ponte di Calatrava, su cui è quasi impossibile non scivolare, hanno i mesi contati. L'amministrazione comunale è già intervenuta ancora 2 anni fa per sostituire con delle lastre intrachite gli 8 pianerottoli che sono presenti sul ponte. Da quel momento abbiamo affrontato anche il tema dell'eventuale sostituzione dei gradini in vetro. Molti ormai sono danneggiati, rappezzati con resina di varie sfumature, periodicamente vengono sostituiti ma periodicamente si rompono sotto il peso delle valigie. Stiamo valutando la necessità di fare un'indagine strutturale perché ovviamente la variazione del materiale può comportare anche da un punto di vista di peso da reggere del ponte qualche problema. Questo va assolutamente verificato prima di procedere con interventi appunto di sostituzione dei gradini in vetro. La scorsa estate lo stesso architetto catalano Santiago Calatrava è tornato a Venezia a 15 anni dall'inaugurazione per toccare con mano la situazione. Abbiamo già avuto un incontro con il professionista, il professor Calatrava, rispetto alla disponibilità di un intervento di modifica del ponte con del materiale alternativo. In linea di massima la sua disponibilità c'è stata, quindi accetta che il progetto possa essere modificato e quindi stiamo lavorando in questo senso. E oggi è stato presentato il nuovo laboratorio analisi dell'acqua di Veritas. È il laboratorio che ha scoperto un fiume di cocaina nelle acque del Sile lungo il versante del Veneziano. Qual è la qualità delle nostre acque? Soprattutto quanto è buona l'acqua potabile, quella che scorre dal rubinetto? A rispondere a tutte queste domande i 43 professionisti tra chimici, biologi e periti che prestano la loro attività nel nuovo laboratorio del servizio idrico integrato di Veritas. Da dicembre trasferitosi da Fosina a Mestre negli oltre 1000 metri quadrati all'interno della nuova sede direzionale di via Orlanda. Per l'acqua da bere nelle nostre case diciamo che se non succedono incidenti, cosa che può capitare
magari durante dei lavori, per esempio, per strada, diciamo, normalmente non dobbiamo temere, perché le falde profonde sono oltre i 400 metri, 300 metri medi, hanno delle acque di grandissima qualità, diremo acque antiche, che non hanno neanche mai conosciuto l'uomo. E questo laboratorio che ha rilevato tracce di cocaina nei nostri fiumi, evidenziando come su 1000 famiglie residenti lungo il Sile nel veneziano 20 ne facciano uso. Il laboratorio serve più di mezzo Veneto, garantendo analisi e verifiche anche per molte aziende del territorio. Analizza ogni anno più di 1 milione di parametri su oltre 50.000 campioni. A capo un medico, lui, Stefano Della Sala, alle spalle 15 anni di attività presso il servizio igiene pubblica e poi direzione sicurezza e ambiente. Spiega come nel merino delle analisi con i batteri anche i virus, anche sugli inquinanti emergenti. I virus sono dei killer dei batteri, quindi se ci sono quel tipo di virus vuol dire che ci sono anche i batteri, che sono il loro, come dire, il virus è il lupo e i batteri sono l'agnello. Il Consiglio regionale è al lavoro per incentivare gli investimenti di aziende straniere in Veneto. Una legge regionale per attrarre investitori ed investimenti in Veneto attraverso finanziamenti, semplificazioni amministrative e benefici fiscali. Approvato in giunta, il disegno di legge in materia di attrazione investimenti passa ora al vaglio del Consiglio regionale. L'obiettivo è favorire l'insediamento in Veneto di nuove imprese o aggregazioni di imprese o l'espansione di aziende esistenti anche attraverso riconversioni produttive o il riutilizzo di impianti dismessi. È uno strumento di agevolazione all'insediamento di attività che arrivino da fuori Veneto, da altre parti d'Italia o da altre parti del mondo. Abbiamo messo una posta di bilancio di 44 milioni di euro, cioè tutto un accompagnamento all'imprenditore perché crei la sua azienda in Veneto davvero straordinario, con agevolazioni burocratiche, amministrative, normative. La Regione interviene con strumenti finanziari misti, ad esempio una media impresa potrà avere una sovvenzione del circa il 13%, il resto dell'intervento metà a tasso zero e l'altra metà tramite un finanziamento con un istituto di credito però a tasso comunque controllato, quindi un intervento complessivo a cui si aggiunge poi anche la riduzione all'1% di IRAP. Condiviso con associazioni di categoria e sindacali, il disegno di legge nei piani della Regione dovrebbe portare investimenti per circa 126 milioni di euro attraverso una sessantina di progetti industriali. Intanto un altro progetto, quello di istituzione della ZLS, la zona logistica semplificata a Porto di Venezia e Rovigo, nato nell'autunno del 2022, è ancora inspiegabilmente fermo sul tavolo del governo. È incomprensibile il fatto che non arrivi questa firma ultima che dia la possibilità di avere la governance e partire finalmente con questo strumento importantissimo. Ricordo che nella finanziaria invece per la ZES unica del Sud è stato messo 1,8 miliardi. Assessore regionale Marcato, il leghista Marcato, che ha fatto l'ennesimo affondo oggi contro la possibilità di candidare alle europee con la Lega, il generale Vannacci. Se, come dicono i sondaggi, la Lega totalizza un 5,5, Salvini deve dimettersi. La trova d'accordo? Beh, allora, se questo dovesse essere il risultato, non si pone neanche più il problema Salvini sì, Salvini no. Si pone il problema Lega sì, Lega no. Cioè, se noi dovessimo arrivare al 5,5%, non voglio neanche immaginarlo, ma a quel punto là c'è la sopravvivenza stessa del partito, quindi va rivisto drammaticamente tutto. Il rilancio elettorale della Lega passa per candidati come Vannacci? Ma per carità di Dio, cioè io non ho capito, io spero che non si candidi con noi e lo dico apertamente, lo chiedo anche al segretario federale di non fare questa scelta, perché insomma non abbiamo bisogno di candidati che parlano della gonna del cantante Mengoni, abbiamo bisogno di candidati che ci dicano che vanno in Europa per migliorare la capacità di fare impresa dei nostri artigiani, che migliorino la fiscalità, che rendano questa Italia più forte nei confronti del mondo, che ci sia una regolamentazione del commercio mondiale, che ci sia una visione alta della politica estera, che ci sia la volontà di risolvere i conflitti internazionali. Noi abbiamo bisogno di persone che
si dicano queste cose. Francamente, di cosa pensa Vannacci della gonna di Mengoni non interessa a nessuno, non deve interessare a nessuno e non è nemmeno un tema di discussione. Cambiamo pagina, ha presentato il cartellone delle iniziative di Marzo Donna. Oltre 100 appuntamenti diffusi sul territorio per dedicare il mese di marzo alle donne, dai momenti più leggeri e ludici a quelli più impegnativi riguardanti in primis la violenza di genere. Nel segno di quelle che sono state anche le lotte, le battaglie delle donne del passato, con una riflessione sul presente, una riflessione che va fatta anche rispetto alla violenza di genere, ancora diffusa, ancora una piaga sociale, in cui i femminicidi sono la punta dell'iceberg. Molte saranno le iniziative anche rivolte agli studenti del nostro territorio, con spettacoli teatrali, cineforum, per fare il punto sulla lotta alla violenza contro le donne. Le iniziative partiranno l'8 marzo, giornata internazionale dei diritti delle donne. Al Parco San Giuliano ci sarà la piantumazione di un albero in memoria della ragazza curda uccisa dal regime iraniano per non aver indossato correttamente il velo. Non mancheranno poi momenti di confronto su varie tematiche, dalla salute alla scienza, dalla politica alla storia. Tantissimi contributi da parte delle municipalità, delle associazioni del territorio, delle istituzioni culturali, dell'università, contributi che arricchiscono sempre di più un mese che di anno in anno si rinnova con iniziative molto importanti e che vede impegnata la comunità in una rete straordinaria che davvero arriva in tutto il territorio con riflessioni molto importanti. Viva le donne, motore del mondo, motore della vita, motore di speranza e motore di cambiamento. È tutto, grazie per essere stati con noi. Adesso, come sempre, l'edizione di Treviso e subito le previsioni del tempo. Arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Il tempo non sarà ancora buono, possibili episodi di instabilità interesseranno il nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 6 marzo. Sul Veneto la grafica ci mostra un'alternanza di nuvole e rasserenamenti in pianura, mentre sui monti avremo frequenti precipitazioni in estensione entro sera anche alle zone limitrofe. Le temperature saranno in lieve calo, minime tra 2 e 7 gradi, massime tra 7 e 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà nuvoloso qui, con piogge diffuse e in genere moderate, localmente abbondanti. Quota neve intorno ai 1200-1400 metri, anche a quote inferiori sulle prealpi carniche. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Si prevede tempo perturbato con precipitazioni a tratti alternate a parentesi soleggiate. Temperature minime sui 3-5 gradi, massime intorno ai 12-14 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.